piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dopo lo scioglimento del voto plurisecolare che stanotte, a tarda notte, abbiamo celebrato a Santa Maria di Betlem, ecco, dopo le messe celebrate in tutte le chiese oggi in onore della Beata Vergine Assunta, non manca, secondo tradizione, mai nella città anche la processione. Chi ci ha visti in numero forse in proporzione alla città è esiguo, ma davvero la città era ben rappresentata ieri da decine di migliaia di persone che avevano come riferimento vedere questa giostra dei candelieri, questa danza dei candelieri che scendevano a Santa Maria per sciogliere il voto. Dentro e al di là del fatto culturale del voto e della danza dei candelieri, come abbiamo detto, anche proprio per quello è importante che tutti coloro che hanno assistito ieri sera non dimentichino
mai quello che è riferimento alla Beata Vergine Maria, perché davvero lei ha protetto, ha custodito, ha maternamente sostenuto la città di Sassari, a lei tanto cara. E abbiamo detto che gli abitanti di Sassari la continuino a venerare, a pregare, a onorare, così come sanno fare, e ci auguriamo che in ogni famiglia, ogni giorno almeno, sia detta un'Ave Maria, quel ricordo della Madre che provvede e sostiene, lei regina anche delle nostre famiglie. Signore rimeriti, il Presidente e sua Madre, ogni partecipante a questa processione che l'ha onorata appunto nella liturgia di oggi. In particolare noi tutti sassaresi vogliamo dire grazie ai gremi, che sono una parte importante, uno strumento importante per lo scioglimento del voto, la preparazione della festa, che trova in questo momento del 14-15 agosto ad avere l'epicentro. Grazie a tutti i gremi e a tutti i componenti ciò che hanno fatto per preparare e anche per celebrare serenamente questa festa. A tutti voi, a 100 anni.